Bene, per questa gara avremo il numero 7, sempre i 5 kg di zavorra che sorprendentemente mi stanno accompagnando in questa tappa, in quel di Donato. Ho visto poi i tempi che ha fatto, speriamo che forse sia dovuto più al pilota che altro. Siamo in 15, non in 16, a quanto ho capito, adesso salvo il mio errore. Ho capito un po' di segreti su come girare qui a Donato, per cui dovrò metterli in pratica, perché il concetto del rental karting è semplice, delle volte è meglio andare più piano per andare più forte. Lo so, è un controsenso, ma il concetto del guidare mezzi come questi è quello. Vediamo di non far figure di merda, perché siamo tutti vicinissimi nella Pro. A parte Angel che ha fatto la pole, ma i primi tre comunque, ma siamo tutti lì dal quarto fino al 15°, eravamo tutti lì in 1-2 decimi, per cui sarà bargata serratissima. Io poi pago anche l'inesperienza di non aver mai girato qui, quindi speriamo bene. Standing start come da classico, fare partenza lanciata bisogna essere un po' esperti, e mi sa che nella rookie è meglio evitare. Forse noi della Pro potevamo fare qualcosa, però opinioni personali. Sarebbe stata una variabile da tenere in considerazione la partenza lanciata, perché effettivamente renderesti un po' più racing il correre con il kart rental. Andiamo in pre-griglia tra virgolette, perché poi andiamo a schierarci sulla griglia di partenza. Andiamo direttamente in griglia di partenza. Approfittiamo per scaldare le gomme perché l'umidità è calata, bisogna fare molta attenzione, le temperature sono scese, ma le gomme comunque sono calde. Sento che comunque questo va bene, dai. Questo sta anche le gomme calde ancora, per cui all'esterno di curva 1, fantastico, andiamo bene. Le gomme si stanno raffreddando. Partenza non felice. Subito! Siamo calmi ragazzi, la gara è lunga. Porco Dio! Cominciamo già? Rosso? Sembra averne, dai. Dobbiamo approfittare della bagarre, tanto che è così tanto intensa.
a portarmi fuori, qua scivola tanto. Guarda un pochino, dai, tanto che c'è bagare va bene. No, anche il pezzo è comodo. Merda. Allora funziona saltellare, grazie per la spinta! Vediamo che ne ha di più. Ah, tutto il motore Gabriel. Un trenino questo di bagar. Merda! Perdo un po' il rettilineo. Mi vanno via perché c'hanno le scia anche. Dai che posso sfruttare la bagara ancora come prima, dai. Stessa strategia e ole, e uno fuori. Vai Corelli! Puttana,
5,9. Porca puttana, ti sono invitati alla festa anche loro, sono all'interno. Non rompiamoci i maroni. Gara, grazie. Bump drafting come in NASCAR. Pronti per i fuochi d'artificio, ragazzi? Dai! Mancano 4 giri alla fine, 3, 5 e 4, buono, dai! Non male!
dai, sotto sterzo. Cazzo vai, bello Dave, neanche il motore si agganciano. Gira, grazie, l'interno è mio. Dai, push che andiamo a prenderci quel cazzo di podio! Dai! Che dietro si stornano! Dai, push! Dai Dave che hai sbagliato, adesso ti inculo! Ma ormai è andato Dave, è una questione fra me e te! Ultimo giro, dai, ultima staccata del pettine, devo farlo bene, no di più, scusa, se non ho penalità, quarto, forse quarto, pensando penalità, forse sono stato un po' troppo aggressivo. Ma che cazzo fai Dave? Forse quarto, boh. Mi sa penalità però perché forse sono stato un po' troppo cattivo. Senti, gara maschia, però divertente cazzo, porca puttana, mi sono divertito. 5,9, 5,8, 4,3, secondino sono, secondo e 1. Al momento nessuna penalità, salvo imprevisti, dovrebbe essere una quarta posizione. Non male per essere un ritorno. How much? A posto. Oh, scusa per l'entrata maschia. Scusa per l'entrata maschia. Mi hai lasciato la porta aperta, era un invito a nozze. No dai, bella gara dai, bravo.
scusami, Anche perché- anche quando ci sono passato mi segni facci segni. Facevo io per andarli a prendere, però vabbè, senti, tranquillo, tutta gestione di gara che si impara. Bravo. Se vuoi sono venuto fuori i fuochi artificio, io mi sono divertito un botto. Sì, Un po' maschia però, mi ha detto che l'ho lanciato fuori. un po' maschia come gara, però ci sta, dai. Io mi sono divertito, cazzo. È che purtroppo tanta bagarre, il trenino per il podio si è spezzato e il testo è andato via, se no potevo anche andarlo a riprendere. Io l'unico errore che ho fatto è che mi hanno uncellato l'ultimo tornante del pettine, mi hanno sverniciato in 2-3. Io l'unico errore qua, sono uscito fuori Sì. a Lì campo. hai perso posizione perché eri quarto e sei andato. No, io ti ero dietro. Ho visto che eri un po' indeciso sul tornante, sei arrivato lungo, mi sono filato dentro, mi sono appoggiato un attimo, ero dentro, ho detto squadra che sto scusa e... Vabbè dai, gara maschia. Non male per essere al ritorno, dai. Non male. Grazie a Salgado Karting per avermi riaccolto nel mondo del kart, anche se è rental. Io mi sono divertito. Lo spero anche voi. Ho fatto del mio meglio. Forse qualche trattazza un po' maschia, però ci sta con questi kart, sfruttare un po' stile touring car, ecco, come una volta. Insomma, io mi sono divertito. Era un bel pezzo che non mi divertivo così tanto e veramente sono super soddisfatto. Sono in una forma fisica incredibile perché 82 kg non me li aspettavo, pensavo di essere sugli 85, invece 82 kg perfetto. E sinceramente l'esperienza traumatica della zavorra non è stata poi così tanto traumatica, ecco, perché devo solamente abituarmi, prendere l'abitudine del ricordarmi di prendere la zavorra, tirarla via dal kart, prendere in pesa e così via, perché sennò lì rischiavo la penalità di 5 secondi e con i distacchi che abbiamo, 26 più 5, 31, sarei finito 12esimo, 11esimo, giù di lì. Non è andata male, dai.